Buongiorno da Leandro Maggi, lo vedo in diretta, siamo a Portoviro che c'è questo festival dello sport, una grande vetrina, una bellissima vetrina di tutti gli sport che si fanno qua a Portoviro con tutti i professionisti. Ricordiamo che è una città che ha dato campioni mondiali e tra l'altro adesso andremo a intervistare qualcuno, e qua ci siamo davanti a una scuola di ballo e naturalmente ci gustiamo questa loro esibizione. C'era la possibilità anche di fare qualche prova, infatti adesso vediamo anche i bimbi nel karate, jiu-jitsu, bondesan, i giovani atleti. Che dire, come sempre Portoviro ci stupisce con effetti speciali. Gruppo sportivo Portoviro del ciclismo, è una grandissima festa. E adesso, per la gioia di tutti gli sportivi, vi intervisto un campione mondiale, ma hermano, campione mondiale senior di braccio di ferro, come va? Benissimo, ci stiamo preparando perché dal 15 al 25 di ottobre saremo ai campionati del mondo di braccio di ferro ad Antalya in Turchia. E tu naturalmente sarai uno dei favoriti? Io farò parte delle nazionali e spero di dare il massimo, come sempre, dai. Grande hermano, ho visto che c'è anche un campione di box, sì? Campione italiano è stato? È stato campione italiano, prima c'era a Roncon. Non c'è più? Adesso è appena finito di fare un po' di sparring partner con Bortoloni Andrea, che è il nostro istruttore in Eurobody per quanto riguarda la box, e questi sono i suoi allievi che vedi che lui li sta. Guarda, sono i nuovi. Aspetta che vediamo in diretta un'esibizione. Vediamo in diretta esibizione di braccio di ferro, ricordando Ermanno che è ancora campione del mondo e non solo. Non è uno sport che mi si addice, però campione. Ciao Andrea, come stai? Ciao grande. E allora, come va? Siamo qua, alla ricerca di nuovi talenti. Guarda, voglio farvi vedere una cosa, aspetta, vediamo. Voglio farvi vedere, guarda qua. Sembra Bud Spencer. Sì, sono piccolo. Ciao Andrea. Ciao caro. Mi sono sentito tanto mamolo. Allora, continuiamo il nostro giro. Gruppo sportivo Portoviro, appunto, di ciclismo. Ma che bella, aspetta che arrivo. Adesso arrivo. Sono qua. Va bene. Ecco, stanno facendo provare ai bambini queste bici. Poi il bello anche di queste manifestazioni è come fanno diventare lo sport un divertimento, ma non solo, riescono ad avvicinare i bimbi ed è penso la cosa più importante. Qua siamo. Cosa fate qua? Tennis? Sì, tennis, calcetto qua. E siete il Akras Muraz? Ciao! Quando si parla di Muraz arriva fuori lui. Come va? Benissimo, inizio della stagione calcistica e stiamo andando bene. Tutto ok, un sacco di iscritti. Ricordiamo che Muraz sta diventando un centro sportivo straordinario. Siamo Bravi. orgogliosi perché nel corso degli anni siamo cresciuti, un mattoncino all'anno, adesso è una realtà ormai da 17 anni, per cui siamo contenti. Complimenti! Grazie a voi, buon lavoro! Ciao! C'è anche il gruppo degli scacchisti! Buongiorno, ciao! Buongiorno. Ma quanti sono gli iscritti qua a Portoviro di scacchi? Pochissimi, noi stiamo lavorando, diciamo, che diventa una cultura anche qua. Qua mi sembra di essere a Mosca. Un paio d'anni fa noi abbiamo fatto un corso di scacchi, di più partecipavano i stranieri. Ah, sì? Insegnavamo la lingua italiana ai stranieri. Andremo ancora a vedere qualche esibizione di ballo. Lui è
Lui è un campione? Sa giocare. So giocare, non sono campione. Invece il maestro seconda categoria nazionale. Ah, caspita, sai che gioco anch'io a scacchi? E allora dai. No, devo farle. Se ho 2 minuti vengo. Però con lei è come. Per me che Datemene uno scarsotto, no? Col campione. Vabbè. Ci vediamo. Grazie, ciao. Un giorno suoneremo anche a me. Va bene, volentieri. Qua c'è poi il calcio balilla. Ma che bella manifestazione, che meravigliosa manifestazione. La famiglia Bianchi è gran completo. Ciao. Uguale a Ferrari, stessa roba, non va più. Ecco, vedete quanti ragazzi giovani che poi si preparano per la loro performance, e scuola di judo. Una cosa, allora adesso daremo spazio ancora alla danza e io direi di fare una cosa. Qual è l'amministrazione ha pensato un piccolo, Ricordiamo che c'è un per ogni bambino presente. ciao Luca Guolo, che porta questa auto, fa anche un campionato importante. Ciao. Sta andando a prendere il caricabatterie. Ah, va bene. Perché si è spento in marcia. Volume arrivare anche dai fondo. Dicevo, invito tutte le Assessore! amministrazioni, tra pochissimo verrete chiamate e i vostri bambini. Sto tallonando l'assessore allo sport. Questo pensiero da parte dell'amministrazione, ok? Tutti quanti, tutte le associazioni presenti qui in piazza. Ah, no. Come sempre, mio amico Tiziano. Ciao Tiziano, tutto bene? Sì, tu stai bene, ciao Leandro. Io Ciao. lo sentivo ultimamente. Anch'io ti vedo qua. Ciao. No, mi è scomparso l'assessore, beccavo l'assessore allo sport, ma non c'è più. Vabbè, continuo il mio giro. Eccolo là. I famosi 2 piccioni con una fava. Assessore allo sport che mi sfugge e il sindaco. E l'assessore, va. Buongiorno Alessia, buongiorno signora Bovolenta Bovolenta. delegata allo sport e capogruppo. E poi Candidato Francesca, delegata alla cultura. il sindaco. Ciao a tutti, Valerio Mantovan. E ultimo ma non ultimo l'assessore allo sport. Allora, io vi faccio i complimenti, voi sapete che io abito vicino e faccio fatica a fare i complimenti, faccio fatica, però per campanilismo faccio fatica, però qualcuno vorrebbe tagliare il ponte. Vi faccio veramente i complimenti, una festa straordinaria. Grazie. Bravi. Siamo stati un po' sfortunati con il tempo, però è molto partecipata, la piazza oggi sta vivendo, che è il nostro obiettivo. È una buonissima vetrina per tutte le realtà sportive della nostra città, dove abbiamo tantissime eccellenze. Devo ringraziare i miei assessori, in particolare Alessia, Chiara, Michele, Francesca e tutti quelli che sono presenti qui in questa piazza oggi, perché naturalmente il prossimo anno torneremo con questo appuntamento in maniera ancora più sentita, ancora più corposa. Complimenti veramente di cuore, bravi. Siamo stati coraggiosi. Decisamente, perché poi è una giornata un po' strana, quindi. Siamo più forti di Giove Pluvio. Ma perché cos'è che premia gli audaci? Sì, la fortuna. La fortuna premia gli audaci. Noi lo siamo. Grazie, ci vediamo, ciao. Ecco, vedete. Ciao. Ciao. Vediamo se parte quest'auto straordinaria del mio amico Luca Guolo. Sì, allora mentre aspettiamo lo spostamento che giustamente hanno suggerito. No, ricordiamo che questa è una piazza d'armi. Ciao. È una piazza d'armi gigantesca, quindi è difficile riempirla ed oggi effettivamente è riempita. Ciao. Chi chiamiamo? Chiamo da. Ecco il mio amico Luca che deve fare anche da manovale. Allora direi. Ecco, vediamo se riesce da GSR, allora loro devono guardare a far partire quest'auto. Se c'è qualche bambino o bambina, qualcuno del GSR, così. Ecco, vedete com'è semplice accenderla. Scusate se parlo un po' in ritardo così, ma è l'effetto ritardo della mia stessa parola che arriva dopo. Ma con me anche il Presidente del Consiglio. Secondo te
Ce la faranno ad accenderla? Sicuramente, certo che sì, bisogna. La dobbiamo spostare perché dopo lasciamo spazio quindi siete alla danza. obbligati? Siete obbligati. Adesso. È la bella della diretta. Va bene, va bene. Adesso vediamo. Siete sicuri? Io mi tiro via comunque. Allora, hanno detto che farà molto baccano, vediamo cosa succederà. GSR nel taglio di Donata, i bambini del calcio. Ricordiamo ancora una volta, siamo al Festival dello Sport, eccolo! Non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta. Allora noi continuiamo il nostro giro. Ciao. Attendiamo Gaetana, eccola. Che abbiamo il maestro! Allora, questo vuole essere una domanda, che cintura è quella lì? Comunale quarto a tutti i bambini. Caspita, complimenti, quindi la cintura nera quarto danno. Noi. Aspetta, la faccio vedere. Essendo questa una manifestazione sportiva, l'omaggio vuole essere un invito alla vita e all'alimentazione sana. La palestra è a Portoviro. Sindaca? Io abito a Boccasette. Ok, come quarto d'acqua. Non ce ne sono molti di quarto d'acqua? No. Allora, un è piccolo un percorso un po' lungo perché io una trentina d'anni che pratico con noi a far rivivere la piazza. Grazie di cuore. Ci vuole un po' di tempo. Grazie e molta costanza soprattutto. Complimenti. Grazie mille. Complimenti. Caspita, siamo qui davanti alle sale del comune. Anche un atleta. Poi buongiorno, ciao signori, ciao. Ciao. Un atleta con quarto dan. E poi c'è l'associazione Calcio Portoviro, ricordiamo che c'è un nuovo presidente e quindi noi vi invitiamo, se abitate qua vicino c'è ancora tempo per venire a questa festa, agli ultimi minuti, là in fondo la pallavolo e che dire, come sempre Portoviro ci stupisce con effetti speciali. Da Leandro Maggi, da questa piazza Repubblica che come ripeto, guardate che grandezza di piazza ha. Eccolo qua. E nonostante il tempo che era incerto è pieno di gente. Bravi. Alla prossima, ciao a tutti.